La mostra di scultura Le mille forme dell'anima dell'artista Salvatore Rizzuti, esposta presso il MUCEB, il Museo della Ceramica di Burgio, sarà prorogata fino al prossimo 15 settembre. Ad annunciarlo è il curatore della mostra, professor Vito Ferrandelli, e il sindaco ingegner Vincenzo Galifi. Nelle sale del MUCEB dal novembre del 2022 sono esposte infatti 38 opere in legno, terracotta e bronzo di medie e grandi dimensioni. A corredo della mostra un elegante catalogo edito dall'Istituto Poligrafico Europeo. Nell'iniziativa a supporto della stessa mostra si segnala una brochure che ha segnato l'inizio di una stretta collaborazione tra i musei civici di Burgio e di Caltabellotta. Salvatore Rizzuti, già docente di scultura presso l'Accademia Belle Arti di Palermo, è un artista intimamente connesso alla memoria ancestrale del suo paese natio, Caltabellotta, luogo evocativo dell'università di mito e di simbolo. La mostra si può visitare dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sono veramente felice di annunciare alla comunità culturale che la mostra dello scultore Salvatore Rizzuti, Le mille forme dell'anima, sarà prorogata fino al 15 di settembre. Il turista avrà modo di visitare e di veder dialogare queste preziose statue dell'artista Rizzuti con le antiche ceramiche delle botteghe burgitane. Nel suo modo di intendere e fare cultura sono coniugate e convivono in stretto connubio tradizione e contemporaneità, entrambe fondamentali per rappresentare quella bellezza ideale che, elevando le suggestioni del luogo, permette all'artista di emozionarsi e di emozionare.